C'è il piccolo Lorenzo, di poco più di un anno, è affetto da una grave malattia genetica, poi c'è Luisa di Fratte in cura per una mielofibrosi, poi in Veneto ci sono Sara e Vittoria e sono le storie dei tanti Lorenzo, Luisa, Sara e Vittoria che Admo porta in piazza con la campagna di tipizzazione denominata Match Point. Sì, perché più tipizzazioni vengono fatte, più aumenta la possibilità di trovare la compatibilità tra donatore e ricevente. Basta anche un prelievo di saliva ora per accedere alla tipizzazione ed entrare nel registro dei potenziali donatori di midollo osseo. Una campagna che in Veneto ha raggiunto record mai toccati fino ad ora. A testimoniarlo è Paola Baiguera, consigliera di Atmo Veneto. In Veneto, grazie a tutte le province che si sono spese nell'attività di sensibilizzazione, si sono iscritte oltre 5.000 persone, quindi oltre 5.000 giovani hanno deciso di mettersi a disposizione e in Veneto nel 2023 ci sono state ben 107 donazioni effettive, quindi per 107 volte quel match è stato trovato e quella vita è stata salvata. L'appuntamento con la tipizzazione domani sarà all'Università di Feltre, poi tra un mese nelle piazze d'Italia dove Atmo raccoglierà fondi per finanziare l'acquisto dei kit per fare i test negli eventi aperti con la vendita di colombe pasquali. Sono tre i requisiti per diventare potenziali donatori: avere tra i 18 e i 35 anni, essere in buona salute e pesare più di 50 kg. Mettersi a disposizione vuol dire dare una chance di vita. Oggi sono quasi 1.800 persone in Italia che attendono un trapianto di midollo.